Tanto Caldieraro, Baggio, Rodella sui primi 3 gradini del podio, l'assessore allo sport Mauro Frighetto alla consegna delle medaglie. È partita la prima serie dei 400 stile libero femminili, 400 stile libero che vengono nuotati a livello assoluto. Noi andiamo ancora a premiare i 50 farfalla maschili con la premiazione juniores. Terzo e bronzo William Casarotto, Plentin Veneto. Al posto d'onore per il Plentin Veneto Mauro Toniato. E sul gradino più alto del podio in 25-19 per il Nottoli Nuoto 74 Mattia Zuin. Siamo al passaggio di metà gara con la Marin davanti, 2:08.52 in questa prima serie. Grotto che incalza 2:08.84, 2:10.41 per Eleonora Brotto dalla corsia numero 2. Eleonora Marin è stata bronzo ai campionati italiani giovanili negli 800 stile libero, è la più grande delle atlete in vasca, classe 98, così come Aurora Rigo che nuota in 6 e Martina Rosa che nuota in 7ª corsia. Più giovane di 2 anni Vittoria Grotto che tiene testa alla Marin e naviga in seconda posizione. Sono separate da mezzo secondo le 2 atlete con Eleonora Brotto in terza posizione. Brotto classe 1999. Sono alla partenza per la quinta serie maschile dei 400 stile, Davide Marchetto in 1, Luca Fazionni in 2, Eros Cominni in 3, Giovanni Fresonni in 4, Mattia Dalfarra in 5, Pietro Bosetto in 6, Enrico Capodaglio in 7, Cristian Dalmas in 8ª corsia. Siamo ai 300 metri, 3:14.77 per Eleonora Marin, ancora davanti, 52 centesimi in più la Grotto che ha virato in 3:15.29, 3:17.60 per Eleonora Brotto che è in terza posizione davanti a Rosa, Cordiali, Rigo, Moretto e Farronato. Siamo alle 2 vasche conclusive, 3:48.02, invariate le posizioni, Marin, Grotto, Brotto nell'ordine. Questa gara è il primato del meeting, è in pericolo 4:23.28, nuotato lo scorso anno da Giorgia Temponi, va in frantumi il primato con Eleonora Marin che si impone 4:19.88, 4:20.78 per Vittoria Grotto, 4:23.77 per Eleonora Brotto e dunque le prime 2 sotto il vecchio primato, la vittoria però che va ad Eleonora Marin, Plentin Veneto, vittoria.